Amici di Calcio Napoli 24, eccoci ancora all'interno del nostro viaggio verso tutte le zone della nostra città che si preparano alla festa scudetto. Siamo a via San Cristoforo all'Olivella, alle spalle della metro di Montesanto, quindi quartiere di Montesanto, dove c'è questa idea davvero clamorosa e assurda, la maschera di Victor Osimhen gigante fra due palazzi e con tanto di nome e numero del campione azzurro. Tra l'altro la maschera è in una definizione di qualità pazzesca, quindi complimenti vivissimi a chi l'ha creata, ideata e poi posta qui fra questi due palazzi. A corredo di tutta la situazione ovviamente i soliti immancabili drappi bianchi e azzurri che vanno da un palazzo all'altro e quindi che fanno appunto da cornice davvero splendida e meravigliosa attorno alla maschera enorme di Osimhen, che ovviamente è uno dei punti di forza. Ecco qui anche la zona proprio dove siamo, la piazzetta di via Olivella. Qui questa invece è via San Cristoforo all'Olivella. Dicevo, la maschera che è, ridendo e scherzando, uno dei punti di forza almeno per quanto riguarda la scaramanzia di Victor Osimhen. Sappiamo che ha perso la sua prima maschera originaria, adesso ne ha un'altra, ma ovviamente è uguale ed è anche in procinto di farsene fare una con il tricolore per festeggiare lo scudetto insieme a tutti i tifosi partenopei.